Carissimi amici di Archeo Sarrabus, oggi con Marco vi portiamo a vedere un bellissimo nuraghe a cui noi siamo affezionati. Non siamo in un comune del Sarrabus perché siamo nel comune di Sinnai, ma abbiamo deciso di inserire questo nuraghe all'interno del nostro censimento perché il terreno è di proprietà del comune di Muravera. Quindi lo sentiamo come se fosse nostro. Tra l'altro un sito straordinario, siamo, come potete vedere da questo cartello, a Montarbu, il nuraghe Montarbu, una struttura che è molto interessante sia per la sua appunto struttura che per la posizione, anche se oggi non avremo la possibilità di apprezzare in pieno la posizione in cui è stato realizzato. La prima cosa da vedere assolutamente è questo riparo sotto roccia che sicuramente è stato utilizzato nell'epoca, perché il nuraghe è proprio qua sopra. Ci sono dei resti di muri che non so se sono più recenti, ma è ovvio che questo riparo sia stato probabilmente utilizzato. Qua c'era la guardia, Marco, la guardia del castello, la guardiania, quelli che arrivavano dovevano lasciare la carta d'identità qua. Un fiorino. Però bella, è bella grande, guardate. Adesso lo utilizzano, ci fanno il fuoco, quindi per qualche scampagnata, però è gigante, bellissima. Quello che mi piace di questo posto è il posto dove hanno scelto di fare questo nuraghe, questo blocco di granito gigantesco. Guardate com'è enorme là sopra, che è stato sicuramente anche lavorato, no, per ospitare poi sopra la sua struttura, ma è un posto fantastico, cioè, da fiaba. Sì, questo sembra quasi, diciamo, rielaborato, no, però ti dà l'idea sicuramente del passaggio da qua, poi magari qualche pietra adesso è caduta da sopra. E cosa è qua? Marco, guarda, parte da qua. Questo non è il nuraghe, ragazzi, questo è un muro di cinta, un muro di perimetro. Lì si vede dietro quella pianta un ingresso che veniva utilizzato per entrare in questo cortile che poi si cingeva la struttura principale. Quindi però guardate che meraviglia, come è stato costruito proprio su questo ammasso roccioso meraviglioso. Tanto bello anche, Marco, quella finestrella di scarico che c'è là sopra, e queste belle pietre grandi che sono state utilizzate per creare il soffitto di questo ingresso, di questo piccolo corridoio.